Assessore Bini, fra meno di un mese il Giro d'Italia arriverà con la tappa sullo Zoncolan, che in questo momento è pieno di neve, ma il suo sopralluogo quest'oggi è proprio per capire a che punto siamo con i lavori di sgombro. Sì, oggi ho voluto davvero fare un sopralluogo, rendermi conto a che punto siamo. Mi sono confrontato con Promoturismo, gli operatori Gatti stanno lavorando alacremente al fine di rendere questo importante, bellissimo piazzale, l'arrivo di questa tappa sullo Zoncolan pronta per il Giro d'Italia. Insomma, oggi mi sono goduto un po' le montagne e soprattutto lo Zoncolan, un posto meraviglioso. Io ho detto benvenuti in paradiso, perché guardate, oggi c'era una giornata di sole bellissima, cielo terso, tanta neve ancora e tanti, devo dire anche tante persone incontrate in sicurezza, tutte mascherinate, che però insomma non hanno resistito nel volersi godere queste bellezze. Quindi pronti per accogliere il Giro d'Italia, pronti per rendere al Giro d'Italia e agli spettatori, milioni di spettatori che il Giro d'Italia ha non solo nel nostro paese, una location meravigliosa pronta all'uso. Quindi possiamo dire ai tantissimi tifosi che sicuramente come ogni anno arriveranno nei pressi dell'arrivo che è tutto a posto, nonostante la neve si sta lavorando alacremente. Work in progress, ma ci faremo trovare pronti al momento X.